Buenas tardes. Voy a leer el texto que ha enviado el doctor Paolo Aquilini, director del Museo Didáctico de la Seta di Como, que en el último momento no ha podido venir, pero nos ha facilitado un PowerPoint dinámico que lleva su propio funcionamiento. Y yo voy a leer el texto en italiano sobre il Museo della Seta di Como. La idea di creare a Como un museo dedicato al ciclo completo di lavorazione della seta prende le fila dalla metà degli anni '80 del Novecento, in un luogo di Como, sulle sponde del torrente Cosia, che oggi è sede di istituti di ricerca e di didattica del tessile, ma che dalla fine dell'Ottocento è stato luogo preposto alla tintoria dei tessuti. Al museo spetta l'importante compito di sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio o dal gruppo di riferimento. L'interazione con la comunità e la promozione del suo patrimonio sono parte integrante della funzione educativa del museo. La genesi del museo, in realtà, prende le fila da molto più lontano in un esemplare modello di affiancamento industriale. Nel 1911, per le celebrazioni per l'anniversario della unità del Paese, Torino si prestò alla celebrazione del cinquantenario della Unità d'Italia, un'occasione straordinaria per celebrare lo sviluppo sociale, economico e culturale compiuto dal 1861. Quella lungo il Po fu un'esposizione legata all'esaltazione del progresso industriale e manifatturiero. Con grande sforzo economico, l'imprenditoria serica lariana, affiancata dalla Camera di Commercio di Como, realizzò l'ambizioso progetto di un padiglione dioramico costituito da 8 quadri tridimensionali realizzati dal pittore Giovanni Battista Carpanetto, titolare di cattedra all'Accademia Albertina. Con l'ausilio del modellatore Vannucci e dei pittori Bernardi, Bonifanti e Rossi per la realizzazione degli sfondati scenografici, l'ideazione delle 8 scenografie scultoree avevano il compito di glorificare la storia della seta partendo dalle origini cinesi del XX secolo prima di Cristo, sino a Jacquard, passando dall'epopea giustiniana ad Emanuele Filiberto, con gli impianti di Gelsi alla Venaria Reale. Del padiglione sericolariano, in un breve opuscolo del tempo, si legge gli 8 diorami saranno trasportati nel Museo di Sericoltura di Como e sarà un bene che tale lavoro possa essere visitato in avvenire nell'ambito di un ricco museo quale quello di Como. Ma nonostante gli auspici vaticinati, non rimase pressoché traccia della poderosa installazione. Le sculture e le scenografie si sono perse nelle pieghe della storia e nel capoluogo lariano. Non è mai giunto nulla per tracciare l'origine del museo, che dovrà aspettare al 1990 per vedere finalmente la realizzazione del progetto auspicato 79 anni prima. La città di Como, la sua storia e la sua identità sono da almeno un secolo legate a filo doppio al tessile. La stessa convalle naturale che ospita la città, in un secolo ha concesso un quinto del suo territorio urbano alle industrie seriche, rivelando la sua connaturata vocazione industriale, e è stata capace di imporsi sul mercato tessile mondiale con tessuti di qualità sin dalla seconda metà del XIX secolo, grazie alla illuminata conversione
da realtà di filiera artigianale in realtà complesse, meccanicizzate, e sviluppando percorsi di settore che danno origine alla industrializzazione di tutto il basso bacino lariano e della pianura brianzola. Lo sfruttamento articolato del territorio predilige, sin dall'inizio del Novecento, l'insediamento delle industrie tessili, da lavoratori organizzati di filatura e a stabilimenti di tinto e stamperia, a tessiture meccaniche. Come registra l'introduzione dei telai meccanici, sin dalla seconda metà degli anni 70 del XIX secolo, contribuendo alla diffusione della meccanizzazione, anticipando di circa un quindicennio l'esplosione demografica dell'industria pesante sul territorio lombardo, con una tradizione che, tra fatiche ed eccellenze, ancora dura e genera risorsa e lavoro. Il Museo della Seta raccoglie l'eredità fisica ed immateriale di quel mondo industriale che ha così profondamente segnato il territorio lariano per più di un secolo, trasformando una primogenita collezione tessile in un'articolata e completa raccolta di macchinari industriali, di strumenti di lavorazione, di oggetti dedicati e di testimonianze del panorama linguistico della sericoltura. Oggi gestito dall'Associazione per il Museo della Seta di Como, è ente privato, il cui organo di governo è espressione dagli enti locali del territorio, dalle associazioni economiche e di categoria e dai soci privati singoli e imprese aderenti, cioè Camera di Commercio, Comune di Como e Provincia, insieme alle associazioni di categoria e ai privati, sono il cuore pulsante della struttura che si identifica nel territorio esprimendo le potenzialità correlate. Il museo, fortemente connesso al mondo imprenditoriale comasco, è stato a lungo caratterizzato da una solida attività culturale connotata da un accesso di visitatori prevalentemente turistico e dalla presenza di scolaresche. La matrice intellettuale del Museo della Seta prende le fila dal codice etico provvisionale del Consiglio internazionale dei musei, individuando in esso il riferimento alle buone pratiche di condotta e gli standard etici, considerando la struttura come un servizio alla società, alla comunità, al pubblico e alle sue diverse componenti, oltre che l'oggetto della professione degli operatori museali. Il codice è uno strumento di autoregolamentazione professionale, su cui il museo assicura la conservazione, l'interpretazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale conservato. Custodisce il palinsesto delle collezioni a beneficio del proprio sviluppo e rafforza attraverso la custodia delle testimonianze antropologiche lo sviluppo della conoscenza storica del panorama tessile lombardo. Un aspetto strategico per il museo è la capacità di dialogare con la città e con il pubblico di visitatori che lo caratterizzano. Oggi l'andamento delle visite al museo segue una curva ascendente e costante. Negli ultimi 5 anni il monitoraggio rivela un incremento progressivo di circa 1.000 unità in più per ogni stagione complessiva di apertura, passando dai 5.825 visitatori dell'esercizio 2014 ai 7.225 in quello del 2016 e ai
7.272 dal 2017. Primi mesi del 2018, dati a giugno, rilevano un ulteriore incremento sull'anno precedente, 550 accessi paganti rispetto all'anno precedente e più di 1.100 ingressi non paganti sullo stesso periodo, con una proiezione finale che potrebbe portare la struttura a raggiungere i 10.000 visitatori entro il termine dell'esercizio 2018. La crescita regolare è frutto del lavoro di cura dell'immagine del museo sul territorio lombardo, grazie ai mezzi convenzionali di promozione e a quelli online che oggi il museo sta iniziando a sperimentare in modo deciso. Questi canali sono quelli che intercettano maggiormente l'attenzione di un pubblico prevalentemente di turisti. Fin qui i dati che descrivono la situazione. In termini valutativi si impongono alcune considerazioni che rimandano agli ampi margini di miglioramento possibili. È largamente sottodimensionata la presenza dei visitatori comaschi e del territorio. I pochi comaschi che hanno visitato il museo ne hanno una fruizione one shot. Il museo offre pretesti per stimolare chi viene una volta a tornare a visitare la struttura, ma non sempre il ritorno avviene compiutamente. È pressoché assente la presenza del pubblico adolescente e giovane, e questo benché la struttura sia ubicata in un polo che ospita diverse scuole superiori e sedi universitarie. Il museo si colloca in un territorio ricco dal punto di vista dell'associazionismo e della vita culturale, ma è ancora poco collegato ad altri soggetti ed enti. Questo è vero se si tiene per riferimento la città di Como, ma è ancora più vero se si pensa a Milano, che rappresenta un collegamento naturale per un museo che si occupa di tessuti e moda, ma che ad oggi non vede alcun collegamento attivo. Il museo si trova oggi in un momento assolutamente fertile e proficuo della sua vita, ricco di potenzialità, creatività e competenze. È in questa ottica che il museo amplia la sua progettualità con un ombrello di iniziative conservative e documentaristiche che permettono una maggiore fruizione alla ricerca di nuovi pubblici e per consolidare quelli esistenti. Nel patrimonio raccolto dalla fine degli anni '80 del Novecento figurano circa 1 migliaio di planches da stampa per tessuti. Lo stato conservativo delle matrici è naturalmente eterogeneo, da soggetti intonsi sino a lagerti che hanno raggiunto lo status frandiano di rudere, vale a dire soggetti con perdita pressoché totale della istanza estetica. Per questo ricco palinsesto, in parte esposto nel percorso museale e in parte conservato nei magazzini, occorreva una verifica conservativa puntuale ed efficace in previsione di nuovi studi. L'occasione di intervento è stata sollecitata dalla verifica di un forte attacco xilofagico che stava compromettendo per diffusione la struttura lignea delle matrici. Attraverso il progetto e la partecipazione ad un bando pubblico si sono raccolte le somme per l'intervento conservativo affidato allo Istituto di Como, che ha provveduto al restauro conservativo. Parallelamente si è provveduto alla digitalizzazione delle matrici e sono state realizzate copie in 3D in materiale plastico per l'attività di laboratorio.
Conservazione e coinvolgimento sono state le parole chiave di questo progetto, partendo dalla catalogazione e dal restauro conservativo dei tamponi da stampa a mano di età compresa tra la fine del XIX secolo e il primo ventennio del XX, che abbiamo ottenuto una buona ricaduta sulle attività didattiche grazie alla formulazione di laboratori di stampa che utilizzano copie in riproduzione 3D delle matrici storiche originali. Grazie alla rinnovata catalogazione delle planches restaurate, il museo si è dotato di un software funzionale e di un hardware di catalogazione e stampa efficiente, impegnando un operatore museale ad un attento lavoro di catalogazione. La costruzione di mostre e di esposizioni temporanee finalizzate alla comprensione del terreno tessile del comprensorio è da sempre interesse condiviso dal museo. La nuova occasione si è presentata con la grande retrospettiva su Manlio Ro, protagonista del razionalismo comasco degli anni 30-50 del Novecento europeo, ma anche grande consulente delle più importanti firme della moda italiana. Manufatti tessili, carte prova, campionari colore, ma anche grandi tele esposte in anteprima, grazie alla collaborazione stretta con gli eredi del pittore, realizzati sino al 1957, anno della scomparsa dell'illustre artista, permettono di verificare l'unicità del rapporto stretto tra arte e mestiere che fa di Ro il primo ed unico pittore del gruppo Como ad essersi fattivamente interessato al tessile come fonte di ispirazione culturale per le arti plastiche e pittoriche. Confronto inedito tra i dipinti e le arti applicate per svelare le analogie culturali e linguistiche tra fashion e arti liberali. Como è una città che sul tessile ha fondato la propria economia per molti secoli e specializzatasi in particolare nei manufatti serici. A partire dalla Unità d'Italia si è trasformata nel capoluogo di un distretto importante che ha accompagnato la nascita della moda e dà sostanza ancora oggi al concetto del Made in Italy. Il patrimonio di persone, conoscenze, competenze, esperienze materiali accumulati, sui cui riposano le industrie tessili, è riconosciuto quale valore aggiunto nel contesto della competizione globale. Farlo emergere, preservarlo, valorizzando, è strategico, non soltanto per sostenere e alimentare la creatività che garantirà un futuro a un settore tuttora vivace, ma anche per costruire un'identità sempre più ricca da proporre ad un turismo progressivamente sempre più vivace. Attraverso un centinaio circa di lavori eseguiti tra la fine degli anni 20 e i primi anni 50, l'esposizione ricostruisce il percorso. Da qui si è e vince come, in aggiunta all'abilità esecutiva e alla competenza tecnica tali da padroneggiare il disegno per la stampa tessile, divenuta la tecnica di punta dopo la crisi del 1929, i lavori di Ro raccontano le influenze reciproche tra diverse arti, geometria e astrazione che caratterizzano le sue opere pittoriche, possono essere infatti meglio comprese alla luce del continuo confronto con la riflessione e la pratica inerente alla costruzione di un pattern tessile, alla composizione di forme e colori che ne costituiscono l'essenza.
In questo senso, indagare la sua figura significa riportare l'attenzione del pubblico sul fatto che il dialogo tra arti diverse è motivo di arricchimento per le une e per le altre. La mostra sul pittore razionalista Manlio Ro offre una grande opportunità di rilettura del panorama industriale e al suo legame con le arti liberali. Ro è stato il solo a comprendere l'importanza del tessile come strumento di contaminazione della pittura, favorendo la migrazione nell'arte liberale di strumenti e canoni compositivi appresi nella professione di professore di disegno al settificio e consulente delle più importanti aziende tessili comasche. Esportare in altri luoghi cittadini, attraverso corner dedicati dei significativi frammenti della mostra, vuol dire offrire ad un pubblico ampio ed eterogeneo l'inedita visione d'insieme del periodo storico e delle connessioni territoriali con l'industria di settore. Non di meno, il corner è naturalmente il richiamo per tutto il pubblico, fidelizzato o meno, che attraverso l'anteprima extramuseale viene incuriosito e attirato dall'evento culturale. Un museo si caratterizza per il dialogo che riesce a costruire con il territorio ed i suoi pubblici, attuali o potenziali, ma anche o soprattutto per la sua proposta culturale, a supporto della cura sempre necessaria e sempre crescente che si dispiega nella propria offerta caratteristica. Il progetto consente di sviluppare anche proposte culturali collaterali. Grazie alla collaborazione con la milanese Associazione Memoria e Progetto, ci è stato messo a disposizione il New Corner Box realizzato in Stazione Centrale a Milano, padiglione che nel grande atrio d'ingresso comunica al pubblico nazionale e internazionale in transito in stazione le mostre fisse e le esposizioni temporanee del Polo Culturale Comasco. La stazione centrale, con i suoi 150.000 visitatori al giorno, diviene così il primo punto di accesso alle manifestazioni urbane diffuse sul territorio. Grazie a un'installazione dedicata si racconta l'appuntamento che anima la città lariana. La stazione costituisce, infatti, una cerniera tra l'area urbana e il territorio metropolitano. Il Museo della Seta, oggi più che mai, è una bottega, un laboratorio fatto di sperimentazione e azione, sempre più in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. La struttura diviene il libro che racconta mutevoli vicende con lessico e strumenti sempre dissimili, attraverso una continua ricerca finalizzata a potenziare al massimo la narrazione dei suoi 1000 metri quadri, rappresentazioni in scala di una storia ben più estesa, praticamente sconfinata. Nel percorso espositivo, grazie al coinvolgimento offerto da installazioni multimediali, sotto forma di un tradizionale tavolo da stampa serigrafico trasformato in uno strumento interattivo, veicoliamo la comprensione e il funzionamento della tecnica di stampa, cavallo di battaglia della produzione comasca dagli anni 20 del secolo scorso. La ricerca di nuovi metodi per la narrazione porta anche all'installazione di una parete tattile in cui si potrà, entro la fine dell'anno, riconoscere la seta al tatto, con l'auspicio che l'installazione tattile faccia da trampolino per un percorso sensoriale ben più ampio. Oggi
video raccolti dall'Istituto Luce di Roma, girati tra la fine degli anni 20 e i primi anni del 40 del Novecento, coadiuvano la visita. In particolare, una pellicola della fine degli anni 20 è diventata strumento di sperimentazione con l'Istituto Tecnico di Settificio in collaborazione con l'Università dell'Insumbria di Como. Tramite un progetto condiviso, i ragazzi della scuola superiore, sotto la guida dei ragazzi universitari e la supervisione del museo, daranno voce contemporanea al video muto realizzato nel 1929, che narra il tema della gelsivachicoltura. Un progetto, questo ultimo, che va ben oltre la ricerca e che estrae dal cappello un'altra tra le parole chiavi su cui il nuovo Museo della Seta si fonda: le relazioni territoriali. Conclusioni. Il forte legame della storia, sia ad esempio per saldare il legame che oggi si vuole avere tra i musei che parlano la stessa lingua di Seta. Valga ricordare in questo senso la storia che lega Como a Valenza, ovvero i 30 kg di sementa di seta, ovvero di seme di bacco di seta, che nel 1609 furono spedite da Como da Paolo Emilio e Papiro Odescalchi, destinati a Valencia al commerciante lariano Costantino Cernezzi per il buon esercizio della vachicoltura. Un buon esempio che suggerisse a noi tutti una rinnovata unità di intenti e di azioni per la diffusione delle culture tessili. I laboratori didattici proposti al museo e nelle scuole sono annunciati dai nostri migliori ambasciatori, i bachi da seta. È stato così la scorsa primavera. Oltre 50 classi di ragazzi dai 3 ai 19 anni sono diventati piccoli allevatori di vacchi attraverso un progetto di recupero della filiera, attraverso il coinvolgimento delle scuole. Abbiamo raccontato con gli occhi dei più giovani la lunga storia che lega la seta a Como. Abbiamo raccontato loro che un mondo intero e un'intera economia si reggono su un animaletto che nasce da un uovo grande come una punta di spillo, ma capace di alimentare un segmento di economia che connette il mondo. Abbiamo lasciato in ciascuna classe una decina di vacchi con precise istruzioni per l'allevamento e una disponibilità a seguirli per qualunque problema. I nostri ambasciatori hanno dipanato un filo che ci lega a quelle scuole e ci legherà ancora a lungo. Certe volte la custodia esce dal racconto e si fa oggetto, e allora succede che il museo si rigelano ancora oggi interi archivi da disegnatori, da fotografi, collezioni di tessuti o attrezzature che raccontano non solo la lavorazione di un settore, ma soprattutto la storia di un mondo del lavoro industriale che è cambiato profondamente e che oggi vede nel museo il luogo del racconto di una intera civiltà. Così proponiamo il nostro Museo della Seta di Como, una ellenistica agorà in cui ciascuno può contribuire a promuovere conoscenza e storia, perché dove c'è fruizione del bene culturale c'è maggiore felicità. Grazie.